Diego Armando Maradona viene dato alla luce il 30 ottobre 1960 nel quartiere povero di Villa Fiorito, a Lanús, poco distante da Buenos Aires. Nasce alle 7:05 del mattino, proprio di domenica, l'unico giorno in cui all'epoca si gioca a calcio prima della rivoluzione delle TV a pagamento. Diego, che ben presto sarà soprannominato il Peluca per la folta chioma riccia, è il quinto di 8 figli, ma al momento della nascita è il primo maschio dopo 4 femmine. Su di lui viene depositata l'aspettativa di quel miglioramento sociale che dovrà portare via la famiglia da Villa Fiorito, un quartiere miserabile di Buenos Aires, senza strade né servizi, un barrio dove a stento c'è acqua potabile ed è assai complicato per ogni famiglia riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Poco meno che adolescente, si sparge voce che in alcuni campetti fangosi giochi un ragazzino che compie miracoli. Curiosi appassionati cominciano tutti a seguirlo. È nata una stella, un astro che non diverrà una cometa tramontante come succede a quasi tutti i talenti precoci, ma apparirà al mondo in un'epifania che dalla Betlemme di una periferia si rinnoverà prima con l'Estrella Rocca, poi con l'Argentinos Juniors, con cui esordisce a 16 anni in prima squadra. Commoventi le immagini di quando gli viene consegnato il suo primo appartamento dal presidente dei Bichos Colorados, dove i genitori di Diego Senior e Dona Tata, a stento trattengono le lacrime per l'emozione. Successivamente veste la maglia del leggendario Boca Juniors, dopo aver già esordito nella nazionale albiceleste di Menotti a soli 17 anni, nel 1977, che però non gli varrà la convocazione ai mondiali del 78 perché è ritenuto ancora troppo giovane, con suo grande rammarico e con lo stupore dell'intera nazione. Si rifarà però poco dopo, vincendo da protagonista assoluto il mondiale con la nazionale Under 20 in Giappone. Il 5 giugno 1982, prima di lasciare segni tangibili della sua classe al Mondiale di Spagna, pur non riuscendo ad incidere nelle sfide con Brasile e Italia, arriva per Diego la ribalta europea. Infatti El Pibe de Oro, come sarà soprannominato in tutta la sua carriera, si trasferisce in Spagna al Barcellona. L'esperienza in Catalogna per Diego è fatta di luci ed ombre. Mostra a tutti la sua classe con prestazioni di alto livello, ma dopo solamente 13 giornate si ammala di epatite ed è costretto a saltare 3 mesi di campionato. La sfortuna però non dà tregua a Diego, nemmeno la stagione successiva. Infatti il Pibe de Oro subisce un brutto infortunio il 24 settembre 1983 per un intervento killer del difensore dell'Athletic Andoni Goicoechea, detto il macellaio di Bilbao per i suoi falli violenti e antisportivi. Questo take, l'assassino, commesso al 59esimo minuto, procura a Diego la frattura della caviglia sinistra e una seria lesione ai legamenti della stessa. Contro qualsiasi previsione, Maradona riesce a recuperare in tempo per il ritorno di campionato che si gioca al San Mamés davanti a 50.000 spettatori il 29 gennaio del 1984, dove Diego realizza una doppietta e ottiene almeno sportivamente, per il momento, la sua vendetta. Un mese dopo accade un episodio che cambierà totalmente la sua esperienza in Blaugrana. Nonostante un suo gol, infatti, il Barça perde 2-1 con la rivale di sempre, il Real Madrid, sollevando la forte irritazione del presidente Núñez, che accusa Diego di essere la causa dei mali del Barcellona.
per la sua vita sregolata. Pare evidente a tutti che oramai l'esperienza a Barcellona per Maradona sia ai titoli di coda, ma Diego vuole andare via da vincente e l'occasione si presenta il 5 maggio del 1984. Al Santiago Bernabéu si gioca la finale di Copa del Rey contro i nemici giurati dell'Athletic Bilbao e Maradona vuole replicare il successo dell'anno precedente contro i Blancos. Diego però viene sconfitto col suo Barça 1-0 e chiude l'esperienza in blaugrana, rendendosi protagonista di una deprecabile rissa che lo porterà ad essere espulso davanti agli occhi di re Juan Carlos. Pochi giorni dopo si fa avanti Corrado Ferlaino, presidente del Napoli, con la sua maxi offerta da 13 miliardi di lire. Il presidente del Napoli non ha immediatamente la liquidità necessaria a chiudere l'affare, ma a Núñez, impaziente di chiudere la trattativa, va bene così. El president del Napoli, Corrado Ferlaino, és avui a Barcelona. La seva intenció és endur-se Diego Armando Maradona a jugar la temporada vinent a Itàlia. Sembra un'allucinazione, ma il 5 luglio 1984 Diego Armando Maradona sbarca sotto il Vesuvio e viene presentato al San Paolo di Napoli in un impianto gremito e festante. In quei giorni non mancheranno i sospetti sulla presunta provenienza illecita del denaro necessario per l'acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore, innescate in modo particolare dalla stampa estera, visto e considerato che il Napoli ai tempi lottava per non retrocedere. Il popolo napoletano però non si fa scalfire dalle accuse e pensa solamente a celebrare il suo campione, con la speranza che possa essere uno strumento di riscatto sociale e sportivo per la città e il club azzurro. La squadra partenopea, allenata da Rino Marchesi, è composta da buoni giocatori, ma non è ancora un collettivo solido ed equilibrato e la classe e il carisma di Maradona non bastano per poter già essere competitivi ad alto livello in Serie A. Il Napoli chiude la stagione 84-85 all'8° posto, mancando quindi la qualificazione alle Coppe Europee. Lei come si è sentito a questo debutto? Sin problema. Senza problemi. No. No está dicha la última palabra, pero tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo, porque así yo no creo que peleemos el scudetto. L'anno successivo Ferlaino affida la panchina al bresciano Ottavio Bianchi, che riesce ad ottenere il massimo dal gruppo che ha a disposizione, affidando ovviamente le redini della squadra al leader tecnico e carismatico Maradona, che dopo un anno di apprendistato in Italia è un folletto immarcabile che regala ai tifosi napoletani ed italiani gemme tecniche mai viste prima. Scatta Maradona, riceve, prende di petto il pallone, gol! Gol! Maradona viene applaudito da tutto lo stadio. Però non l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Dio, perché oggi abbiamo giocato una partita bruttissima e penso che mancando 5 minuti l'ha fatto Dio. È una cosa incredibile, incredibile. Por dentro sentía
la gente di Napoli mi vuole bene e questo a me mi piace. Adesso sono molto felice, sto lottando perché il Napoli ogni giorno sia più grande. Io ho venuto a Napoli e vedeva che la mentalità era di retrocessione. Questo anno è diverso. Il 3 novembre 1985, allo stadio San Paolo di Napoli, Diego Armando Maradona segna uno dei gol più incredibili della storia del calcio, una punizione impossibile che sarà per sempre una sorta di sorriso giocondiano meraviglioso e impenetrabile. Gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol? Il gol sì, il colore è azzurro per tutta la gente di Napoli, perché nessuno che non abita a Napoli si può immaginare tutto quello che lo dicevano la gente durante la settimana. Per questo gol, questa vittoria se la merita la gente. Maradona non ha solo vinto una partita di calcio, ma per il pubblico napoletano ha scagliato un fendente al club più potente del nord Italia, quel nord che ha spesso schernito e discriminato a livello territoriale il sud ed in particolare la città di Napoli. Diego Armando Maradona, sotto il Vesuvio, è oramai venerato come una divinità. Ad avvicinarsi a Diego, però, non ci sono solo i tifosi napoletani, ma anche la camorra. Infatti, il Pibe de Oro, che faceva già uso da tempo di stupefacenti, si avvicina al clan Giuliano di Forcella, che procura la coca a Diego. Questo clan è uno dei più potenti e in quel periodo storico è in opposizione alla nuova famiglia di Raffaele Cutolo. Maradona è legato sentimentalmente a Claudia Villafane, giovane con cui Diego ha una relazione dai tempi dei suoi inizi come calciatore professionista. I due si sposeranno il 7 novembre 1989 a Buenos Aires. La donna, però, subirà spesso e volentieri l'infedeltà del compagno, molto sensibile al fascino femminile. Diego, però, ancora non sa che le sue scappatelle, molto presto, lo porteranno a dover affrontare una situazione spinosa e molto delicata. Nell'estate del 1986, in Messico, si disputa il mondiale di calcio. Diego ci arriva con una carica emotiva enorme. La mancata convocazione nel mondiale di casa vinto dall'Albiceleste nel 78 brucia ancora e nel 1982 in Spagna ha solo parzialmente dimostrato tutte le sue qualità. E il Pibe de Oro vuole dimostrare in questa rassegna che è indiscutibilmente il giocatore più forte del mondo e soprattutto vuole riportare l'Argentina sul tetto del mondo. L'Albiceleste capita nel gruppo A con Bulgaria, Corea del Nord e soprattutto Italia, la rivale più pericolosa per superare la prima fase al primo posto. Contro gli azzurri, l'Argentina va sotto grazie ad un penalty trasformato da Altobelli. Ma poi ci pensa proprio Maradona a riportare il punteggio in parità e sarà proprio l'1-1 il risultato finale. Il 22 giugno 1986 l'Argentina deve affrontare l'Inghilterra
ai quarti di finale. È una gara molto sentita, in modo particolare da Maradona, perché il suo popolo, 4 anni prima, perse proprio contro gli inglesi la battaglia per il controllo delle isole Falkland. In questa partita Maradona entra letteralmente nella storia. Comincia realizzando un gol di mano ingannando il portiere Shilton e tutta la terna arbitrale. Che il gol sia palesemente irregolare lo si può notare solo con il fermo immagine, perché il Pibe d'Oro compie un movimento così rapido che è impossibile da vedere in presa diretta. E poi perché realizza il gol che sarà poi considerato il più bello della storia del calcio e con il commento originale del leggendario cronista uruguagio Víctor Hugo Morales è da pelle d'oca. Le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero, va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Diego Armando Maradona è un concentrato di talento, classe, leadership e concretezza. Diego ha l'abilità di fare sempre la scelta giusta per la squadra e nel ventaglio di giocate possibili esegue sempre quella più abbagliante e nella semifinale col Belgio continua a regalare magie e trascina in finale l'albiceleste. Tra Diego e il sogno mondiale c'è solo la Germania di Rummenigge. Diego, fin dal riscaldamento da vero leader, carica la squadra e ottiene fin da subito l'effetto sperato perché l'Argentina passa in vantaggio nel primo tempo e raddoppia ad inizio ripresa. Sembra finita, ma mai dare per vinti i tedeschi, che in nemmeno 10 minuti, grazie a 2 reti su palla inattiva, riportano la sfida in parità. Una rimonta simile avrebbe esteso chiunque, ma non Maradona. Infatti il Pibe d'Oro, a 6 minuti dalla fine, trova l'imbucata giusta per servire il compagno Borruchaga, che solo davanti a Schumacher non sbaglia e riporta l'albiceleste in vantaggio. La Germania tenta gli ultimi assalti, ma stavolta il muro albiceleste tiene. L'Argentina, per la seconda volta nella sua storia, è campione del mondo. Maradona è oramai indiscutibilmente a livello planetario il più forte giocatore in attività e quello che ha mostrato in Messico è qualcosa di irripetibile. Finalmente Diego ha realizzato il suo sogno di bambino e il suo cuore è colmo di gioia. Come detto, ora è il momento dei festeggiamenti, ma Diego, ben presto, al suo ritorno in Italia, dovrà affrontare una situazione molto delicata e inaspettata. Entriamo nella cronaca rosa che questa volta si tinge appena un poco di giallo. Diego Maradona è il padre o no di un bambino nato ieri a Napoli? La puerpera indica in Maradona il padre del figlio. Il calciatore non risponde, la sua collaboratrice domestica afferma che Maradona dorme e non vuole essere disturbato.
Dietro questo fiocco azzurro, camera 509 di una clinica napoletana, Cristiana Sinagra, 22 anni, diploma di ragioneria. Ha dato alla luce, ore 11:15, un bambino che sarà chiamato Diego Armando Junior, un nome molto famoso a Napoli. Perché questo nome? Sì, perché è nato tra una relazione tra me e Diego. Quanto tempo? Calciatore del Napoli. Diego Armando Maradona? Sì. Il calciatore del Napoli? Sì. Ecco, quando vi siete conosciuti? Nel dicembre 85. E quanto tempo è durato questo vostro rapporto affettivo? Fino all'aprile 86. Nonostante la Sinagra affermi il vero, Maradona nega ogni coinvolgimento sentimentale con la donna e rifiuta categoricamente di vederla e riconoscere la paternità del bambino. In questa fase, ovviamente, i media non gli danno tregua e così decide di dare la sua versione dei fatti in TV, nel tentativo di calmierare le acque. Io conosco tanta gente a Napoli che però da lì a tenere un figlio è diversa la canzone. Io non drammatizzo perché io non ho fatto del male a nessuno, non voglio il male di nessuno, voglio giocare al calcio tranquillamente, non le rubo i soldi a nessuno. Per questo io non capisco tutto questo che è successo in questi 15 giorni. I problemi fuori dal campo, però, non distraggono Diego e il suo Napoli, che in campionato macina punti e vola in vetta alla classifica. Questo è il Napoli che io volevo dal primo momento che sono arrivato a Napoli. Grazie a Diego c'è stato un cambiamento di mentalità, non bastava più battere la Juventus, battere il Milan, noi dovevamo batterle tutte. Che noi ogni anno veniamo, facciamo i sacrifici per il Napoli, è un'emozione che proviamo, una cosa che siamo troppo felici, siamo felicissimi. Il Napoli non ha mai il primo posto, non l'abbiamo provato, queste cose che stiamo provando adesso. Bisogna, non dico festeggiare, ma bisogna dire un po' le cose come stanno. Ma il Napoli è campione d'Italia o no? Ma anche il campionato è lungo e difficile. Ci sono 6 partite e quindi è tutto da giocare ancora. Tutto da giocare. Che significato ha per la città di Napoli? Lo deve dire la città, caro. Io ti dico che noi andiamo in campo per far felice la gente. Il 10 maggio 1987 il Napoli, per la prima volta nella sua storia, diventa campione d'Italia. Sentito? La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però campione del mondo. No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78, per quello questa è la festa più importante della mia vita. Napoli che significa per te a questo punto? Mia casa sicuramente.
38 anni, se permette. Secondo Napoli credevi veramente di andare a vincere il titolo? Sì, io mi sono andato da Barcellona senza vincere niente praticamente, perché abbiamo vinto una Coppa del Re, però sì, avevo... Guarda, mi hanno frascicato. Si sa che vincere aiuta a vincere e un mese dopo il Napoli si aggiudica anche la Coppa Italia, battendo in finale l'Atalanta. Maradona è oramai il re assoluto di Napoli, ma l'amore del pubblico napoletano molto spesso è asfisiante. Non può fare un passo in città senza che non abbia una calca di tifosi alle sue spalle e i giornalisti non sono da meno. La sua abitazione è sempre assediata da inviati e fotografi che con poco rispetto e senza permesso, non appena trovano un pertugio, cercano di spiarlo. Maradona continua a frequentare diverse donne, ma per evitare i problemi del passato si rivolge al clan Giuliano, che quasi quotidianamente porta al suo capezzale le più belle prostitute di Napoli, oltre naturalmente a rifornirlo di coca, di cui oramai è consumatore abituale. Quello che però Diego non ha ancora compreso è che servirsi della camorra significa diventarne poi ostaggio, ma ben presto lo capirà a sue spese. Il 17 maggio 1989 a Stoccarda, gli azzurri trionfano nuovamente vincendo la Coppa UEFA con gol decisivo di un figlio di Napoli, Ciro Ferrara. Ciruccio napoletano, lui se lo merita più di tutti, ma lui ha fatto gol, ha fatto... Quella stessa sera però Diego non nasconde frizioni col presidente Ferlaino e lascia intendere che potrebbe anche lasciare Napoli. Io ho detto che le do la possibilità a Ferlaino a cacciare Maradona. Ferlaino sa cosa fare e io non obbligo mai a nessuno. Questo Maradona che ieri sera ha fatto l'ennesima dichiarazione tonante, ha detto: non ho più la testa per giocare nel campionato italiano, non è questione di soldi. Diego, com'è il tuo umore oggi? Benissimo, benissimo. Hai qualcosa ancora da aggiungere dopo quello che hai detto ieri? No, niente. Continuo a allenarmi, quando vuole Ferlaino gioco. Okay? Giocherai domenica? Se vuole Ferlaino sì. I motivi delle frizioni sono dovuti alla vita sregolata di Diego. Iniziano con maggiore regolarità i controlli antidoping e Ferlaino ha paura che Maradona possa essere trovato positivo agli stupefacenti. Tutti sapevano Maradona quello che faceva e noi lo combattevamo molto perché ci stava l'antidoping dopo la partita. E non volevo questo fatto sui giornali. Nonostante i rapporti con la dirigenza siano complicati e tutti conoscano i vizi di Maradona, la squadra è con lui, perché Diego, nonostante sia il giocatore più forte al mondo, è di un'umiltà rara e i compagni lo amano. Questa sintonia di gruppo continua a portare risultati importanti e il Napoli si avvicina sempre di più
a vincere il suo secondo scudetto. Ancora Maradona sul pallone, parte il cross di Maradona, c'è dell'area di rigore, C'è il fischio finale, scudetto, è il secondo scudetto nella storia del Napoli. Dopo il primo scudetto è arrivato il secondo. Che pensa? Che pensa? Che questi altri 2 scudetti in mezzo non l'abbiamo vinti. Comunque i prossimi Ma mamma mia, guarda, no? Ma Presidente, lo dobbiamo lasciare anche che vinca un altro, no? Se no l'anno prossimo che è noioso. Cosa Vediamo, la Coppa dei Campioni la voglio, Presidente. E allora bisogna pensarci seriamente per l'anno prossimo. Ma non mi ha detto che pensa di questo scudetto. Bellissimo. Della squadra soprattutto. La squadra è stata molto forte. Sì? È stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico. E un grande Presidente. Grazie. Maradona fa molto parlare di sé anche per la sua vita notturna, ma è un calciatore di un livello così superiore che riesce a fare la differenza anche quando si allena poco e male, e siccome ha lo spogliatoio dalla sua parte, nessuno si lamenta del fatto che a livello disciplinare abbia un trattamento di favore. Nel frattempo, le voci che siano i Giuliano a fornirgli la coca si fanno sempre più insistenti e questa visibilità inizia ad infastidire il clan di Forcella. Nell'estate del 1990 i mondiali si disputano in Italia e ovviamente la nostra nazionale è tra le grandi favorite. Il percorso degli azzurri è esaltante e in semifinale la squadra di Azeglio Vicini deve vedersela proprio con l'albiceleste di Diego Armando Maradona. Sembra surreale, ma il match dovrà disputarsi proprio al San Paolo di Napoli e il Pibe de Oro cerca con astuzia di portare il pubblico napoletano dalla sua parte. Della mia vita qui a Napoli, credo che la gente ormai mi conosca bene e farà il tifo per la mia nazionale. Io non le posso chiedere più niente, di tanto che l'ho chiesto in questi 6 anni ai napoletani, però se mi vogliono vedere contento sicuramente mi farà molto piacere che tifino l'Argentina, anche perché noi abbiamo bisogno. E io credo che quando Napoli ha avuto bisogno di Maradona ha sempre risposto bene. L'Italia è basta, dobbiamo essere tutti quanti uniti e basta. Diego purtroppo è stato il nostro cuore e anima nostro dei napoletani. Arriva finalmente l'ora di scendere in campo e il pubblico napoletano è equamente diviso tra nazionalisti e maradoniani. Gli azzurri partono forte e passano in vantaggio con Totò Schillaci, autentico eroe di questo mondiale. L'Italia si difende con ordine e sembra riuscire a gestire il vantaggio senza troppi patemi, ma a metà del secondo tempo, a causa di un'uscita totalmente fuori tempo di Walter Zenga, l'albiceleste pareggia grazie ad un gol di nuca di Caniggia. Si arriva ai supplementari, ma nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Giusti, la nostra nazionale ha il braccino del tennista e non riesce a sfruttare questo vantaggio. La sfida dunque si decide ai calci di rigore. L'Italia ci arriva scarica mentalmente e fisicamente perché è consapevole che doveva e poteva chiudere prima la gara. L'Argentina invece si dimostra glaciale e conquista la finale.
l'Italia si consolerà parzialmente vincendo la finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra, ma la delusione sarà enorme. Senti, il proclama che hai fatto è sembrata a qualcuno una provocazione voluta, un Machiavello? No, io non mai che se creare una polemica fra gli italiani e i napoletani, perché noi stranieri sappiamo benissimo che i napoletani sono italiani a tutti gli effetti. Senti, tu la conosci la storia di Masaniello, no? No. Masaniello è un personaggio che un giorno ha guidato gli straccioni di Napoli a una rivolta poi finita malamente. No, io non voglio finire malamente. No. Il grande Gianni Minà quella sera doveva avere la sfera di cristallo, perché le cose vanno esattamente come aveva previsto. L'albiceleste stavolta perde la finale con la Germania. Maradona dunque non riesce a bissare il successo dell'86 e molto presto dovrà affrontare problemi molto più seri. Da talune telefonate intercettate nel corso di indagini sul traffico di stupefacenti è emerso che vi sarebbe stata da parte del giocatore del Napoli, Diego Armando Maradona, una richiesta di roba e di donne. Informazione di garanzia per il giocatore del Napoli Maradona. Si ipotizzano i reati di detenzione e cessione di stupefacenti. Una voce al telefono collega l'argentino con un pericoloso clan di trafficanti di droga. 9 sono finiti in galera, altri 16 sono ricercati. Una voce che può scavare un baratro davanti all'ex campione del mondo. Commenta questa notizia, forza su. No, sono per i miei avvocati, vediamo. La camorra sente di essere eccessivamente attenzionata dopo gli ultimi accadimenti. Di conseguenza, il clan di Forcella, guidato dalla famiglia Giuliano, lascia definitivamente Diego al suo destino. In base a questa sentenza, il signor Diego Armando Maradona ha chiesto l'applicazione di una pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa. Cambia qualcosa adesso, Diego? No, niente, assolutamente niente. Se vorresti andare via un po' prima da Napoli? No, finisco il campionato. Ma i problemi per l'asso di Vice Fiorito non sono ancora finiti. Nell'immediato dopopartita di Napoli-Bari, Diego Maradona fu chiamato per il controllo antidoping. A Maradona era la prima volta che capitava da quando il regolamento l'ha reso obbligatorio. La telenovela è sempre più tinta di giallo. Le analisi a controllo antidoping avrebbero rilevato tracce di sostanze proibite, che avrebbero connessioni con la movimentata vita privata dell'argentino. Il pericolo per lui è quello di una squalifica di 6 mesi e soprattutto di un malinconico tramonto. La sentenza sul caso doping Maradona, 1 anno e più fuori gioco. L'asso argentino escluso fino al 30 giugno del 92. Finisce così, il 17 marzo del 1991, la favola di Diego Armando Maradona a Napoli. Dopo la squalifica, Diego torna a giocare a calcio, ma il suo sarà un lento ed inesorabile declino. Veste le maglie di Siviglia, Newell's Old Boys e Boca Juniors, dove chiude la carriera e annuncia il ritiro il 25 ottobre del 1997. Torna anche a vestire la maglia della nazionale al Mondiale di USA 94, realizzando anche il suo ultimo gol con l'albiceleste contro la Grecia. A fine gara, però, viene sottoposto al controllo antidoping e nelle sue urine vengono trovate tracce di efedrina, sostanza proibita che il giocatore aveva assunto per dimagrire velocemente e farsi trovare pronto per la rassegna mondiale. Successivamente prova anche l'esperienza come allenatore in diversi club di basso profilo in giro per il mondo. L'unica esperienza degna di nota è quella che lo vede alla guida della nazionale.
dal 2008 al 2010, guidando la sua albiceleste al mondiale in Sudafrica, dove esce per mano dalla solita Germania ai quarti di finale con un secco 4-0, sconfitta che porterà la federazione ad esonerarlo pochi giorni dopo. Va ricordato che Maradona, nel dicembre del 2000 all'Auditorium del Foro Italico di Roma, è stato premiato con il FIFA Internet Century Awards come calciatore del secolo, secondo un sondaggio popolare. Diego Armando Maradona. È il pive d'oro, Diego Armando Maradona, il bacio alla moglie. E nel 2012 gli è stato assegnato come premio alla carriera il Pallone d'Oro, che per un regolamento folle, quando era in attività, non poté mai vincere, non essendo calciatore europeo, regolamento che poi venne per un senso di giustizia modificato in seguito. Nel 2007, dopo una lunga battaglia legale, ha finalmente deciso di riconoscere Diego Armando Maradona Jr., il figlio avuto con Cristiana Sinagra. Dai primi anni 80 fino al 2004, Maradona è stato dipendente dalla coca. Cominciò a farne uso nel 1982 a Barcellona e la sua divenne una vera e propria tossicodipendenza nel suo periodo di militanza al Napoli. Negli anni successivi al ritiro, a causa degli eccessi con cibo, alcol e cocaina, la sua salute peggiorò progressivamente, costringendolo a diversi ricoveri ospedalieri, con annessi interventi chirurgici, piani di riabilitazione e disintossicazione. A causa del vertiginoso aumento di peso subito all'inizio degli anni 2000, fu costretto a 2 bypass gastrici. Ha avuto anche diversi problemi col fisco italiano e a causa di queste controversie è tornato di rado in Italia con grande rammarico del popolo napoletano, voglioso di riabbracciare il suo idolo. Maradona morì improvvisamente il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad insufficienza cardiaca dopo che era stato da poco operato in una clinica di La Plata per la rimozione di un ematoma subdurale a causa di una caduta. Il feretro è stato esposto in una camera ardente allestita all'interno della Casa Rosalda a Buenos Aires, dove migliaia di persone si misero in coda per tributare l'ultimo saluto al campione argentino. Maradona è stato sepolto accanto ai genitori nel cimitero Jardín Bella Vista a Buenos Aires e il dolore per la sua scomparsa è stato planetario e ancora adesso permangono molti dubbi sulle cause della morte, tanto che a breve inizierà un processo contro il medico della famiglia Leopoldo Lucche e la psichiatra Agustina Kosakov, in quanto principali responsabili della salute dell'ex campione. Nei giorni successivi, molti suoi ex compagni di squadra del Napoli e della nazionale albiceleste lo ricordarono commossi per la sua grande umanità e generosità. E anche gli avversari storici tributarono il loro rispetto per lui. Bruno Conti, per esempio, storico giocatore della Roma e campione del mondo 82 con l'Italia di Berzot, si recò a Napoli per posare dei fiori ai piedi del famoso murale, sito in una piazzetta dei quartieri spagnoli, che oramai è meta di pellegrinaggio di appassionati da tutto il mondo. Pelé gli dedicò una lettera aperta pubblicata tramite Instagram: "Sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande". Lionel Messi volle omaggiare Maradona in occasione del gol che realizzò nella sfida del 29 novembre contro l'Osasuna, mostrando la maglia dei Newell's Old Boys, la squadra che Messi tifa fin da bambino e con cui Maradona giocò nella stagione 93-94.
Diego Armando Maradona è stato, secondo molti, anche per il sottoscritto, il più grande calciatore di tutti i tempi. Quando si paragonano Maradona con Pelé o più recentemente Maradona con Messi, non si considera che questi tre calciatori hanno giocato in epoche diverse. Il calcio, a mio personale giudizio, si è evoluto dal punto di vista fisico e tattico, ma ha avuto una flessione sotto l'aspetto tecnico. Io ho avuto la fortuna di vedere Diego giocare sia dal vivo che in TV, e quello che riusciva a fare col pallone tra i piedi era qualcosa di inimmaginabile. Sembrava che avesse le mani al posto dei piedi per come riusciva a controllare la sfera e qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro, riuscendo a palleggiare ininterrottamente e indifferentemente con una pallina da tennis, un'arancia o un bicchiere. Se però ci soffermassimo solo a giudicarlo come calciatore, non gli renderemmo giustizia. Maradona non è stato un santo, sia ben chiaro, ha commesso molti sbagli nella sua vita che hanno danneggiato non solo lui, ma anche tutte le persone che gli volevano bene e che lo hanno visto consumarsi lentamente, giorno per giorno. Diego però non si è mai nascosto e ha sempre ammesso i suoi errori, cercando di sensibilizzare le persone a non prendere esempio dal suo stile di vita. La vera grandezza di Maradona però è stata la riconoscenza che ha portato per il football fino all'ultimo dei suoi giorni. Diego era perfettamente consapevole che era riuscito a portare via la famiglia dalla povertà del barrio di Villa Fiorito grazie al gioco del calcio e ha onorato questo sport fino alla fine. È stato uno dei pochissimi personaggi famosi tra star di ogni disciplina e politici ad aver mantenuto la parola data. Aveva promesso di dare gioia e far divertire la gente e così ha fatto, con tutti, fino a quando ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo. Ha sempre compreso più di chiunque altro lo spirito del gioco, capendo che il calcio e le sue regole erano nate in mezzo alla gente, nei quartieri poveri e non nei salotti dei potenti di FIFA e UEFA, con cui Diego ha sempre avuto frizioni, ben capendo che il loro unico interesse era fare soldi, pur non essendo protagonisti attivi del gioco. È per questo motivo che Diego Armando Maradona è venuto a Napoli, per dimostrare a tutti che una città povera e spesso vessata da insulti razzisti può mettersi al tavolo con ricchi e potenti e dettare le regole del gioco. Diego ha rivisto in Napoli la sua Villa Fiorito, ha rivisto nel popolo napoletano la sua famiglia e prendendola per mano l'ha portata lontano da umiliazioni e sofferenze sportive, regalandone fama e riscatto sociale. Diego Armando Maradona sarà ricordato anche per la sua grande generosità, che spesso lo portava a giocare amichevoli benefiche in campi fangosi e al limite della praticabilità, col serio rischio di farsi male, perché il fine era quello di regalare un sorriso ad un bambino malato. È per tutti questi motivi che Diego Armando Maradona sarà sempre ricordato da tutti come il più grande di sempre e, al di là dei suoi demoni interiori, andrà sempre ringraziato per averci ricordato che la pelota non si mangia.